Edizione di Antenna 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati, buona domenica a tutti voi. In questo weekend di festa del Redentore purtroppo si è consumata una tragedia. La notizia che vi diamo in apertura di questa edizione del telegiornale è che un ragazzo, Riccardo Nardin di Cavallino Treporti, è deceduto proprio questa notte. Con noi in collegamento telefonico dovrebbe esserci il nostro Lorenzo Maier. Si tratta dunque della prima tragedia che si consuma la notte del Redentore, notte che sapete essere particolarmente affollata per la visione dei fuochi di artificio, e sono tantissime le barche e i barchini che affollano la laguna. In questo caso purtroppo l'incidente, la barca ha urtato una bricola e si è rovesciata. In quella barca c'erano 3 persone, l'unico ragazzo, 28 anni come vi dicevo, purtroppo è deceduto. Chiedo alla regia di farmi sapere se per noi c'è il nostro Lorenzo Maier. Eccoti Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Anna, a te e ai nostri telespettatori. Sì, purtroppo la festa del Redentore è stata funestata da questa tragedia, un lutto gravissimo che è capitato questa notte al ritorno, dopo aver assistito allo spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio. Come dicevi giustamente tu da studio, ha perso la vita un giovane di Cavallino Treporti. Si tratta di Riccardo Nardin, che peraltro è proprio originario di Cavallino Treporti, così come i suoi genitori. Sono concittadini di quel comune, molto conosciuti, molto stimati. Abbiamo sentito anche al telefono la sindaca di Cavallino Treporti, Roberta Nestro. Tra i primi messaggi di cordoglio questa mattina quello del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che ha espresso la sua vicinanza a nome personale della città di Venezia alla famiglia, e ha voluto anche ringraziare tutte le forze dell'ordine e i soccorritori che si sono prodigati per prestare i primi soccorsi. Riccardo, a quanto sembra, è caduto in acqua dopo essersi scontrato contro una bricola con il suo barchino e non è più riemerso. Purtroppo i vigili del fuoco non hanno potuto fare altro che con i sommozzatori recuperare il corpo ormai senza vita. Diciamo anche che purtroppo queste tragedie, la notte del Redentore, non sono una cosa inedita, è già successo diversi anni fa. Ci sono alcuni precedenti luttuosi sempre per incidenti nautici. In un altro incidente, sempre al rientro dei fuochi, differente, verso le 6:30, i vigili del fuoco invece sono riusciti a salvare 3 persone che avevano urtato contro una bricola. Se ci sono aggiornamenti ve li daremo nel corso della giornata. Certamente questi episodi fanno riflettere, hanno anche messo ovviamente in secondo piano il bellissimo spettacolo pirotecnico dei fuochi. Venezia è proprio sgomenta. Lorenzo, questa sera la messa con il patriarca a Moraglia per la solennità del Redentore, e probabilmente ci attendiamo che durante l'omelia il patriarca Moraglia in qualche modo ricordi Riccardo Nardin. Abbiamo sentito poco fa il patriarca, ecco, possiamo già anticipare che sicuramente ci sarà il pensiero del patriarca, e c'è anche un appello, ecco, un appello che poi è stato rivolto anche da tutte le autorità, che non è nuovo, ripetiamo, perché d'estate spesso vengono segnalati comportamenti anche non proprio disciplinati. Ovviamente non è questo il caso di incidente, saranno le forze dell'ordine a dover fare tutti i rilievi del caso, però ci sentiamo, appunto il patriarca lo farà questa sera dal pulpito del Redentore, di raccomandare a tutti, quando si va in barca così come quando si va in automobile, la massima prudenza, di andare piano e di avere tutte i dispositivi di sicurezza in funzione, di attenersi a quelli che sono i comportamenti comportamenti corretti della guida nella navigazione, perché purtroppo, ecco, lo ripetiamo e speriamo che possa essere da monito per il futuro. Purtroppo la laguna non perdona queste bricole, che sono ovviamente necessarie per la navigazione perché indicano i percorsi, soprattutto di notte. Sono anche molto pericolose se non si sta attenti, se non si adopera la massima prudenza. Quindi dal Redentore ci sentiamo veramente
di lanciare, avendo sentito poi ovviamente le autorità competenti, un appello a tutti quanti di usare la massima accortezza quando si va in barca, perché veramente può bastare un niente, come è stato ieri sera, per creare una tragedia veramente incredibile, per la quale non ci sono ovviamente parole. Però questa sera il Patriarca rivolgerà la sua preghiera per Riccardo, ovviamente un pensiero alla famiglia e un pensiero a tutti i giovani. Grazie Lorenzo, buon lavoro. Tra poco avremo in collegamento il nostro Filippo Fois, 2 truppe appunto attivate per questa notizia oggi a Venezia, e c'è stato un altro incidente in barca. Siamo sempre nel veneziano, poco prima delle 6:30 c'è stato uno scontro tra 2 imbarcazioni nel bacino della stazione marittima di Venezia. 3 persone in acqua sono state salvate e recuperate dai vigili del fuoco. Lo scontro è avvenuto all'altezza della Bricola 75, un cabinato è affondato. I vigili del fuoco, accorsi da Marittima, da Venezia, centro storico, e con il nucleo sommozzatori, hanno recuperato le 3 persone che non hanno fortunatamente riportato ferite, comunque assistite dal personale del SUEM sul posto, Polizia di Stato, Capitaneria di Porto. Sono in corso ancora le operazioni di recupero dell'imbarcazione. Allora, siamo in attesa di collegarci con il nostro Filippo Fois, che è anche in compagnia di un ospite d'eccezione. Intanto io vi presento il primo ospite di questa nostra diretta. Siamo con Cristian Schiavon, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale. Cristian, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, grazie intanto per averci raggiunto in questa calda domenica. Oggi il caldo c'è, è persistente, ma l'ondata di calore non accenna a fermarsi. Questo lo dice l'ANSA, ma lo dicono anche i meteorologi, quindi insomma bisogna avere le opportune precauzioni. Schiavone, partiamo dalla politica. Come capogruppo della Lega, la notizia, come dire, di cronaca che anche noi stiamo trattando ormai da giorni nei nostri notiziari è quella legata all'emergenza profughi. Un'emergenza che ormai, possiamo dirlo, non è più un'emergenza, ma sta diventando tutte le estati una notizia che si è cronicizzata, il fatto che arrivino i barchini con centinaia di disperati, e quello che abbiamo anche noi raccontato pare essere una sorta di divisione all'interno della Lega, con l'apertura del sindaco Mario Conte, che è stato anche il suo sindaco, insomma lei è l'ex assessore al bilancio, che dice ai sindaci mettetevi una mano sul cuore, che in qualche modo caldeggia quello che era stato lo SPRAR e l'accoglienza diffusa, sostenuto anche dal governatore Luca Zaia, osteggiato invece insomma da tanti leghisti, sindaci, il nuovo segretario Stefani che ha fatto un commento video molto duro. Da capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, da leghista, da politico, da padre, cosa ne pensi? Tutto, da insomma, tutto, da esatto, perché poi incarniamo sempre tante figure, da cittadino, esatto. Da cittadino. Allora, mi hai levato le parole di bocca, nel senso che non è più un'emergenza, perché si ripete ormai da memore tempo che durante l'estate arrivino questi barchini, queste navi e questi flussi migratori. Io, guardate, non sono contro insomma, le opinioni del sindaco o di chi dice governiamo il flusso in tutti i comuni. Sono contro questi arrivi indiscriminati dove l'Europa ci lascia abbandonati a noi stessi, e prima di affrontare certi problemi penso che abbiamo altri problemi da affrontare, perché come ogni anno si ripetono le parole, come ogni anno si ripete l'ennesimo, da un lato, dramma umano di chi magari cerca un futuro migliore, anche se molti non cercano assolutamente un futuro migliore, ma cercano una vita più agiata forse, ma non si vuole mettere mano al problema. L'Europa continua a scaricare su di noi, fa finta di niente, se ne frega. Da noi arrivano migliaia e migliaia di persone che poi non vengono redistribuite non sul territorio italiano, sul territorio europeo, attenzione, perché se arrivano è giusto accogliere, è giusto dare una mano. Francia e Germania hanno preso una buona quota Ma stiamo parlando della Francia, che ha creato città di sbandati, perché ce lo dimentichiamo sempre, ma forse non ce lo fanno sapere, ma 2 settimane fa è successa l'ennesima guerriglia urbana di centri di migranti che vengono lasciati a loro stessi, perché quando io accolgo
attenzione, devo avere una casa, devo avere un lavoro e devono sapere la nostra lingua, altrimenti sono persone che vanno a delinquere, sono persone che vengono ammassate in caserme e questo non va assolutamente bene. Cioè non diventano più un aiuto, diventano per loro stessi un problema per come gestire le loro giornate. E quindi da non qui è un questione... po' il tema dell'accoglienza diffusa come la possibilità di potersi prendere cura evidentemente per un comune magari di 3 persone e non di 400. Però Schiavon, la devo bloccare perché mi dicono che si è collegato il nostro Filippo Fois. Torniamo un attimo alla notizia di apertura, certo. Poi siamo subito da lei in compagnia con Giovanni Giusto. Filippo, buongiorno, siamo da te, eccoci. Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Noi diciamo buongiorno, ma in realtà è una giornata molto triste per Venezia. Noi siamo in mezzo a un sacco di barche ormeggiate qua di fianco, barche che probabilmente ieri notte erano a vedere i fuochi per la cosiddetta notte famosissima, quella del Redentore. Purtroppo una di queste barche non è rientrata a casa. Giovanni Giusto è un consigliere comunale delegato alle tradizioni del Comune di Venezia, un'autorità per quello che riguarda le tradizioni veneziane e anche per quello che riguarda la navigazione in tutte le sue forme qui in laguna. Giusto, è un po' presto per parlare, però che idea si è fatto di questo incidente? Beh, innanzitutto non ci voleva perché la festa, come quasi tutti gli anni, ma soprattutto quest'anno, era stata una festa di forte richiamo, di grande partecipazione e tutto era andato bene. Purtroppo non ci voleva, proprio alla fine, insomma, al rientro, questo fattaccio che ci ha veramente abbattuto tutti moralmente, soprattutto una disgrazia di quelle molto pesanti sicuramente. Infatti abbracciamo soprattutto i familiari, insomma, la famiglia intera e gli amici. Non ci sono parole da esprimere in questi casi, sicuramente non vorremmo mai viverli, ecco, soprattutto dopo un momento anche di aggregazione, così, di divertimento, di felicità, che poi alla fine accada una tragedia del genere quasi impensabile, purtroppo. Cerchiamo di fare, magari anche per far capire ai nostri telespettatori che non sono di Venezia, dove si è verificato l'incidente. L'incidente si è verificato tra le isole di San Giorgio e San Servolo. San Giorgio l'avrete vista molte volte quando avete visitato Venezia, per chi non è di Venezia, perché è l'isola che si trova esattamente di fronte a Piazza San Marco, quindi dall'altra parte del bacino si vede la chiesa con il campanile. Poi andando verso il Lido, quindi in direzione opposta rispetto al Canal Grande, si incontra l'isola di San Servolo. La laguna, dobbiamo dire questo ai nostri telespettatori, anche se non è uno spazio aperto completamente navigabile, anche se non si vedono, ci sono i canali, vale a dire dei luoghi in cui il fondale è più basso e possono essere percorsi dalle barche. Questi canali sono contrassegnati dalle bricole, sono dei pali in legno che indicano il percorso. Proprio contro una di queste bricole si è poi scontrata la barca in cui è rimasto vittima, nell'incidente in cui è rimasto vittima questo giovane. Sì, purtroppo sono molti i casi e la dinamica è quasi sempre questa. I pali sono sicuramente indicatori dei canali, sono non di tradizione, di utilità proprio storica, insomma, ai tempi della Repubblica Serenissima, comunque già. Perché si rischia di finire in secca. Esatto, perché appunto la laguna è insidiosa anche per il più esperto navigatore, i pali delimitano proprio sulla gengiva quello che è il percorso navigabile, insomma, no? E di notte i pali possono diventare sicuramente un trabocchetto, però per chi conosce la laguna e chi appunto sa cosa vuol dire, insomma, trovare un ostacolo fisso, tu sei in movimento, cerchi magari di controllarlo, però sai, in questi casi basta anche un attimo, non dico di distrazione, ma anche una conseguenza di quella che è la dinamica per chi appunto naviga in laguna. E magari ieri sera, proprio con il confluire di migliaia di imbarcazioni,
imbarcazioni, sicuramente l'acqua al rientro era sicuramente in movimento, anche se il traffico cercava di andare in modo molto rallentato, le onde possono sicuramente trascinarti lateralmente, quello che non accade quando l'acqua è normale può accadere in quei momenti là. Però ripeto, non è neanche questione di distrazione, è un attimo, a volte nasce quello che poi tutti cerchiamo non accada mai. È una conseguenza anche di fattori. Adesso la polizia sta ricostruendo quella che è stata la dinamica, sembra proprio che l'urto alla bricola ci sia stato, e quindi adesso vedremo insomma quali sono state le conseguenze che hanno portato, cioè più che conseguenze, quali sono state le cause che hanno portato all'incidente. Ecco. Lei ha detto giustamente c'era un grosso traffico ieri, c'erano, solamente contando chi si era prenotato per assistere ai fuochi, 75.000 persone, tra chi era sulle rive e chi invece si trovava nelle imbarcazioni, che erano circa 3.000 credo quelle prenotate, quindi può avere avuto può essere stata una concausa il motondoso che viene provocato da tutte queste barche, lei diceva. Sicuramente siamo in una parentesi straordinaria, perché ieri chi è riuscito a vedere anche dal pelo d'acqua, ma soprattutto un po' con un punto di vista più sopraelevato, le luci di via si vedevano da Piazza San Marco arrivare, sembrava arrivassero proprio fino al Lido, quindi le barche comunque erano sicuramente moltissime, dislocate, riempivano comunque il bacino di San Marco e i canali laterali, quindi dal momento che l'evento è finito c'è questa abitudine invece magari di andare in modo molto rallentato, c'è chi magari tira sull'ancora e cerca di rientrare il più presto possibile, magari a volte anche per evitare appunto l'intasamento, e quindi anche se la velocità è molto ma molto limitata, la moltiplicazione delle onde fa sì che comunque si agita il bacino d'acqua, e di conseguenza bisogna essere molto cauti, fare molta attenzione, ma a volte anche questa non può sbagliare, non può essere sufficiente. Ripeto, siamo in un caso molto limite, particolare, insomma, no? Il bacino di San Marco nell'arco di tutto l'anno e negli anni non ci sono mai 3.000 imbarcazioni contemporaneamente. Il Redentore non è solamente la notte dei fuochi, naturalmente questa sera ci sarà la messa solenne officiata dal cardinale, dal patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che noi tra l'altro trasmetteremo in diretta. Prima ci sono delle regate, le regate del Redentore. Il Comune ha preso una decisione in queste ore. Sì, questa mattina il sindaco mi ha chiamato, era molto abbattuto, e ha deciso, abbiamo concordato di dedicare per ogni regata un minuto di silenzio, quindi prima della partenza al Cordino i regatanti che prenderanno il via dalle 4:30, l'ultima è alle 6:15, le 3 regate prima di partire faranno un alzaremi e dedicheranno un minuto di silenzio alla giovane memoria del giovane ragazzo di Cavallino Treporti. Sicuramente è il minimo che possiamo fare. Tra l'altro ricordiamo che il Redentore non è solamente un evento a Venezia, anche se nasce a Venezia, ma coinvolge tutto il comune, anche l'entroterra. Ebbene, la municipalità di Favaro Veneto aveva scelto di sospendere tutti i festeggiamenti del Redentore per la tragedia che si era verificata a Santo Stefano di Cadore, per cui si tratta veramente di un Redentore drammatico da questo punto di vista per il comune. Io volevo chiederle un'altra cosa giusto in chiusura di collegamento. Questa mattina c'è stato un altro incidente all'alba, alle 6:30. Qui invece siamo vicini alla Marittima, per cui dopo le Zattere, andando verso le fabbriche di Marghera che si vedono all'orizzonte, in questo caso senza feriti gravi, però si sono scontrati 2 barchini. Capita spesso anche questo, però. Sì, diciamo che capita, quello sicuramente. In percentuale siamo ancora fortunati, perché gli episodi statisticamente dovrebbero essere superiori, quindi ci riteniamo fortunati che accadono, e quando accadono naturalmente fanno notizia, se non come quello di ieri sera ci buttano nella più profonda disgrazia, ecco, no?
ripeto, è un weekend straordinario, nel senso di esagerazione di presenza di imbarcazioni. Sta sicuramente a tutti noi, ecco, perché tante volte anche per colpa dei danni che noi creiamo attraverso il movimento dell'acqua, quindi il monte ondoso, mettiamo in difficoltà chi magari è a fianco di noi. E ecco perché bisogna comunque ricordarsi sempre, anche se siamo presi dalla festa, quindi abbiamo un attimo la testa un po' così festaiola, ecco, diciamo, dobbiamo sempre comunque, almeno chi guida, ricordarsi di stare attento a quello che è soprattutto l'imprevisto, quello che non puoi calcolare, in modo da avere il tempo di poter reagire, ecco, soprattutto quello sì. L'acqua è un divertimento, è sempre visto un divertimento, i veneziani sanno invece che comunque è molto insidiosa e pericolosa, soprattutto oggi, dove confluiscono imbarcazioni che magari praticano la laguna non come noi quotidianamente, ma raramente. Non è il caso del ragazzo, perché sicuramente Cavallino Tre Porti, insomma, è una terra galleggiante come Venezia, però ripeto, ecco, ieri sicuramente avevamo dei fattori straordinari che magari sommati potevano sicuramente creare dei forti e grossi disagi, se non trabocchetti addirittura. Grazie a Giovanni Giusto, consigliere delegato alle tradizioni del Comune di Venezia. Da Venezia per il momento è tutto. Anna, ti restituiamo la linea. Grazie Filippo Fois, e ha ricordato Filippo anche la diretta di Antena 3 di questa sera della messa per il Redentore officiata dal Patriarca Monsignor Moraglia. Noi continuiamo a parlare in studio e in qualche modo continuiamo a parlare di barche, di barchini e di persone disperati che arrivano sul nostro territorio, e lo facciamo con Cristian Schiavona, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Treviso. Cristian, lei diceva l'Europa non sta facendo nulla, di fatto le persone che arrivano non vengono, come dire, condivise, non vengono smistate. La domanda che le faccio io è questa, perché allora lei condivide la lettura di Mario Conte, che in qualche modo si dice aperto ad un ritorno allo SPRAR, cioè all'accoglienza diffusa, perché di fatto questi profughi sono arrivati e sono qui. Noi dobbiamo gestire l'emergenza oggi. Come fare? Cioè, quello su cui sta discutendo un po' la Lega è su come fare a gestire quelli che sono già arrivati. Beh, allora, a parte che non lo dice la Lega, ma l'ha detto non molto tempo fa anche la Premier Meloni, che andavano stoppate gli sbarchi. Io ripeto, la soluzione, io vorrei che la Francia mandasse delle navi battenti, bandiera francese, a raccogliere questi barchini e si riportasse in Francia. Lo stesso potrebbe farlo la Spagna. La Germania non ha coste, ma potrebbe mettere dei denari per delle barche, perché non è concepibile che arrivino solamente sempre in Italia. Poi non è vero, cioè, secondo me non è corretta la distribuzione non sul territorio italiano, che ha già fatto, cioè noi stiamo parlando di oggi. Ma guardiamo indietro negli anni. L'Italia ha già fatto e ha fatto tanto. Gli altri paesi europei non hanno fatto quanto facciamo noi. Ripeto, poi ci vogliono risorse, ci vogliono temi da discutere, perché oggi il tema è accogliamo. No, il tema è come vanno inserite le persone nel territorio eventualmente, ma non nel territorio nazionale. In un territorio vasto qual è l'Europa? Perché l'Europa non può dire fate così e non danno risorse o non danno soluzioni, perché le soluzioni sono, se dobbiamo integrare queste persone, perché altrimenti le vediamo in giro tutto il giorno a chiedere le monetine, a spacciare o quantomeno a delinquere, perché non tutti trovano immediatamente una collocazione. Lei è d'accordo con l'operato del sindaco di Castelgomberto, che ha, come dire, rispedito al mittente i profughi che gli sono stati lasciati fuori dalla porta, 3 persone? Beh, allora, corretto, è una scelta anche umana e di dignità, perché tanto è dignitoso accogliere, tanto è poco dignitoso trovarsi delle persone, che parliamo di esseri umani, non di pacchi, di fronte al comune, magari come è già successo anche nel passato. La trovo una cosa vergognosa e inaudita. Uno Stato che si permette di caricare in corriera o in macchina e scaricare delle persone, non lo so, in comune o dove sia, penso che sia uno Stato che è fallimentare, è una società che non ha nessun ritegno. Ha fatto bene
Ha fatto bene perché probabilmente non aveva neanche la possibilità di accudire, di accogliere queste persone. Vorrei anche capire chi le ha scaricate quelle persone. Non le è sembrata un po' una presa di posizione? Ma è una presa di posizione, tanto chi arriva e te li lascia là, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, chi difende o chi gestisce la propria comunità è un delinquente, mentre chi porta così a random le persone è il salvatore della patria. Ma di cosa stiamo parlando? Proviamo a fare una proporzione, visto che lei è stato anche No, la assessore al proporzione Comune di gliela Treviso. faccio io. Prendiamo la popolazione europea, la dividiamo per i migranti che arrivano, tot migranti in Francia, in Spagna, in Germania, vogliamo l'Ucraina in Europa, adesso se vogliamo aprire anche il mondo Ucraina, in Ucraina, in Grecia, c'è qualcosa che non torna. Arrivano tutti a Lampedusa perché è vicina. Ripeto, mandiamo le navi europee, abbiamo una bandiera, benissimo, mandiamo delle navi con la bandiera europea giù a Lampedusa, caricano le persone e le portano Direttamente, senza passare per il centro di Lampedusa. Non penso che manchino 10 barche. Tra l'altro oggi Meloni è partita per la Tunisia, quindi viaggio proprio per formulare nuovi accordi, i soldi pare che siano arrivati in Europa. Rimane comunque, come dire, mi sembra di percepire dalle sue parole che lei è più sulla linea Stefani, no? Cioè lei concorda con le dichiarazioni del segretario Alberto Stefani e quello che è arrivato in qualche modo sia da Zaia che da Conte, proviamo noi a semplificare, ma in qualche modo è così, non lo condivide, cioè il mettetevi una mano sul cuore, anche se il posto non c'è, in qualche modo troviamolo, che è arrivato da Mario Conte come presidente ANCI, insomma non la vede così d'accordo. Io guardate, non posso essere d'accordo con tutti e contrario con tutti. Io sono contrario ad un'accoglienza non caritatevole. Continuo a dirlo, migliaia di persone che vengono spostate di qua di là come fossero dei pacchi. Se è un ragionamento cristiano questo, scusatemi, forse è bene che io cambi religione, perché il problema non è dove dislocare queste persone, è come porre rimedio al problema del loro arrivo, perché continuiamo a parlare di la polemica accoglienza diffusa o non diffusa. Il problema sono materialmente, lasciando stare l'aspetto umano, è come integrare, come gestire queste persone. Sono soldi. Ragazzi, ci sono fior di pensionati che arrivano a fine mese. Io ho trovato una signora poco tempo fa che mi dice: io non arrivo a fine mese, ho 600 euro di pensione, anch'io voglio andare alla caserma Serena. Questa è una grandissima provocazione. Noi stiamo guardando sempre i problemi che non sono diretti delle nostre comunità. Le nostre comunità hanno dei diritti e dei doveri. Non devono venire prima i diritti e i doveri verso altre persone, perché altrimenti continuiamo a dire abbiamo il problema, dobbiamo gestirlo, mettendo le persone un po' qua, un po' là. Assolutamente no. Lei che è stato al bilancio per anni in comune a Treviso, quindi lei ci può confermare che non esiste come dire, la possibilità, cioè nelle casse dei comuni è veramente difficile poter trovare dei soldi per accogliere. Se Castel Gomberto ne sono stati mandati 3, possiamo ipotizzare che a Treviso se ne possono mandare 15. Ma ne possono arrivare 1, 2, 100, 200, non lo so. 5 anni con la stessa modalità? No, non mi pare. C'erano sempre un numero, adesso non ricordo il numero, la caserma Serena, ma mi sembra che stiamo tornando verso quella direzione. I comuni non hanno risorse che arrivano calate dal cielo, quindi l'Europa o comincia a fare qualche bonifico ai comuni oppure che si attacchi al tram. Cioè, di cosa stiamo parlando? Il comune di Treviso ha delle difficoltà, aveva delle difficoltà, insomma, post-Covid, entrate minori, parentesi, il governo o l'Europa vuole che la telefonia sia un bene primario, insomma il Comune di Treviso, ricordiamocelo che da 2 anni non introita quasi 2 milioni di euro dei canoni, quindi sono ulteriori risorse in meno per i cittadini di Treviso. Abbiamo problemi con le strade, abbiamo problema con il caro bollette che comunque non scende. Sono alzati di molto. Certo. E non ci sono stati come magari per la benzina dei passi indietro. Guardi, abbiamo avuto 2 milioni di aumenti tra gas e energia elettrica, se non ricordo male, 1,6 milioni. Lo Stato ha rifuso ai comuni con 300.000 euro, quindi siamo in default di 1,4 milioni. Eravamo, insomma, adesso i conti di questi giorni non sono aggiornato.
Però c'è qualcosa che non torna, no? Dobbiamo fare la carità, quando siamo noi, scusatemi il francesismo, abbiamo le pezze al culo tra un po', no? Quindi che l'Europa cominci a fare bonifici al comune di Treviso, al comune di, non faccio nomi, insomma, di chi che sia, e allora magari integriamo. Ma integrare non vuol dire dare un letto, e un bicchiere d'acqua e un piatto di pasta. Integrare per me è tutt'altra Anche filosofia. perché di lavoro ce ne sarebbe, no? Noi stiamo raccontando, di lavoro ce ne sarebbe a fronte ovviamente di una qualifica vera. Allora, di lavoro ce ne sarebbe, sì. Anche nel suo campo, se non sbaglio. Sì, anche nel mio campo. Ma perché? Perché io parlo del mio perché lo so benissimo, è un lavoro che è logorante. È un lavoro dove oggi fare il commercialista, fare il ragioniere ti manda fuori di testa, cioè stare dietro i numeri, o meglio, stare dietro la burocrazia del nostro paese è qualcosa di disumano. È disumano avere centinaia di scadenze, è disumano dover vedere il cliente e dirgli sono queste tasse, questa IVA, questo, quell'altro, anche loro poi hanno i loro problemi economici, finanziari per la gestione delle imprese. Però dubito che nell'immediato queste persone che arrivano possano essere integrate nel mio lavoro e in altri, perché se cercano di lavori specializzati le imprese, a meno che uno non arrivi dall'Africa come saldatore o con qualche specifica particolare, insomma dall'oggi al domani. Attenzione, non vorrei anche che le grandi lobby, le menti, perché facevo una riflessione qualche giorno fa. Parliamo tanto di intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale che pian piano dovrebbe inserirsi nel mondo economico-sociale del mondo intero. Quindi le mani serviranno sempre meno, io mi auguro di no, perché sono fautore del lavoro, perché gratifica, no? La mente lavorare Quindi non solo è questa la manodopera di cui abbiamo bisogno, ci sta dicendo? Ma può anche essere, però è un percorso lungo, è un percorso difficile ed è un percorso che costa. Stiamo parlando poi, ci stiamo confrontando con una comunità europea dove nei secoli e tuttora esiste ancora il dominio, le colonie, quindi se ne sono approfittati, sono andati lì, hanno portato via, non hanno, perché quando i francesi personalmente vengono a insegnare all'Italia cosa fare, mi vorrebbe da dire prendetevi la baguette e mangiatevela, per non dire qualcos'altro, perché un paese come la Francia che ha colonizzato l'Africa, che ha fatto i suoi porci comodi, magari li sta ancora facendo perché se non mi risulta male battono ancora della loro moneta, non è riuscita ad integrare milioni di extracomunitari in Francia, di africani in Francia, perché le banlieue, ripeto, come lo dicevo prima, insegnano. Lì siamo già a seconda e terza generazione. Però a noi non ci devono insegnare niente. A noi non ci devono insegnare niente. Mi perdoni Schiavone, ma rimane il fatto che in questo momento al governo c'è una coalizione all'interno del quale c'è anche la Lega. Quindi stupisce, no, vedere che comunque ci sia questo braccio di ferro quando Meloni rappresenta anche la Lega nella gestione dell'emergenza. La Meloni dovrà sentire anche l'opinione della Lega. Insomma. Come si sta muovendo il governo? La Meloni ricordo alla Meloni che in campagna elettorale ha detto il blocco navale. Quindi io fosse per me glielo ricorderei. E ripeto, io la soluzione ce l'ho. Ogni Stato della Comunità Europea mandasse una nave battente, bandiera europea o bandiera nazionale, quelli che vengono a dire a me cosa fare, prendono una nave, vanno in patria e poi ragioniamo, perché altrimenti è sempre... Ma ragazzi, di cosa stiamo parlando? Vengono da noi. Lei pensa che il silenzio di Salvini in questo momento in qualche modo confermi il suo pensiero, no? Non lo sento Salvini, non quindi lo sente, ma sotto per... non lo so, io penso che... questa è la posizione della Lega di Stefani? Ma penso di sì, insomma non sono a contatto con Salvini, non lo sento, non mi chiama, quindi... Magari la chiamerà. Magari mi chiamerà e andiamo a bere un caffè, non lo so. Ma ripeto, non stiamo parlando sempre solo del solito problema, come accogliere, dove metterli. Non sono pacchi, sono esseri umani, il problema va risolto a monte. La Comunità Europea si svegliasse e decidesse veramente cosa fare in maniera onesta e dignitosa. Anche perché secondo me dopo subentrano i pensieri da film
ai grandi potenti o a chi non si conosce ma sfrutta il lavoro e si arricchisce quotidianamente. Può essere che la manodopera a basso costo possa essere un vantaggio per determinate tipi di imprese o settori, e questo a me non va bene, perché se io devo avere un gruppo di ragazzi africani che arrivano, dividono una casa, incassano uno stipendio, prendono uno stipendio minore del nostro perché hanno fame e hanno voglia di mangiare. Attenzione che c'è uno sbilanciamento, poi non diventiamo competitivi noi, guardiamo cosa è successo con il reddito di cittadinanza. La gente ha perso la dignità e la voglia di lavorare, ma giustamente, perché se no farà un lavoro di 800 euro al mese, 1000, 1200. Ne prendo 700 per stare a casa, chi ha torto e chi ha ragione? Certo, ma sono ragionamenti Quindi sono ragionamenti che vanno fatti a 360 gradi. Non dove mettiamo la prossima corriera, perché la prossima corriera porterà gioia a chi arriva, speranza e illusione a chi arriva, perché dopo li vedremo in giro per le città magari, no? Quindi lei dice Meloni al governo, insomma, non sta facendo quello che aveva promesso. Sveglia, non sta facendo quello che ha promesso, ma ripeto, non ce l'ho tanto con la Meloni, magari adesso è in missione per accordi. Stefani tra l'altro in Parlamento. Stefani infatti ha espresso una linea coerente, perché non è questione di populismo. Quando io sento è populismo, no, sta cipa il populismo. Ci sono, ognuno di noi può avere delle sensibilità. La mia sensibilità è quella di salvaguardare la mia comunità, il mio territorio, che può essere Treviso, che può essere il Veneto, che può essere il Nord Italia, che può essere l'Italia, perché l'Italia per me, apro e chiudo parentesi, sarebbe una potenza mondiale se arrivasse a essere una repubblica federale dove ogni regione possa dare il meglio di se stesso e tutte le regioni poi compartecipano ai bisogni delle altre. È un principio originario della Lega, se possiamo dirlo. Certo, no? io nasco federalista e rimango convintamente federalista. Schiavon, dobbiamo andare in pubblicità, quindi poi al rientro dalla pubblicità abbiamo ancora una decina di minuti, proviamo anche a cercare di capire quali sono le sfide che attendono il Comune di Treviso, insomma, sotto lo sguardo di un ex assessore al bilancio. A tra poco. Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, come sempre in diretta. In apertura vi abbiamo dato la notizia tragica del decesso di un giovane di Cavallino Treporti di 28 anni, purtroppo alla fine del festeggiamento del Redentore terminati i fuochi, al rientro verso casa la sua bricola la barca si è scontrata contro una bricola, che sono i pali che in qualche modo segnano le vie navigabili della laguna, e si è rovesciata. Purtroppo il giovane ha perso la vita. Questa è la notizia di apertura del nostro telegiornale. Poi stiamo parlando di profughi, con l'emergenza e la gestione tra l'accoglienza diffusa e una dialettica molto forte anche all'interno della Lega. E ora un passaggio con Cristian Schiavone, che è stato assessore al bilancio del Comune di Treviso, per capire, in qualche modo lei prima l'ha accennato, no? I comuni insomma non hanno tantissime risorse e anche Treviso ha dovuto fare a meno di diverse risorse. Quali sono le sfide che deve affrontare un comune, che dovrà affrontare anche Treviso, anche dal punto di vista del bilancio, con le condizioni che vediamo oggi? Saranno delle sfide difficili, l'ho detto prima, che qualcuno faccia un bonifico per sopperire non solo al dormire, al vitto e all'alloggio delle persone, ma è un sistema complesso, quindi o facciamo finta di pomi e accogliamo così a casaccio, o investiamo. Per investire ci vogliono denari che il nostro Paese a livello nazionale penso sia in forte difficoltà. Dovrebbe essere l'Europa che al posto di alzare i tassi, al posto di fare politiche economiche a mio avviso scellerate, a posto di continuare a progredire con una guerra che sta facendo male a tutti, ci dà un taglio, gestisce umanamente, immediatamente e con fatti concreti i problemi di ogni estate degli ultimi 20 anni dell'arrivo di, a me non piace neanche dire barchini, ma ormai è nello slang comune, insomma, di questi barchini. Quindi insomma io non ho oggi contezza delle risorse che ha a disposizione il collega Barbisan, però non penso che ci siano fiumi di denaro pronti
poi magari verrà ristorato da Roma, insomma, dal legislatore qualcosa, insomma, con cui far fronte alle esigenze quotidiane. Senta, PNRR, lei ha avuto modo di vedere una prima tranche di fondi arrivati, di progetti? No, stavano arrivando mentre si cominciava la campagna elettorale e iniziava un po' così, la stasi amministrativa, perché per legge, insomma, un mese prima, 45 giorni prima delle votazioni, si blocca un po' la macchina decisionale. Non so che c'erano degli aumenti a cui avevo fatto fronte anch'io nella primavera, ad oggi sono un po' impreparato. Cos'è che costa di più oggi? Abbiamo dato notizia alcuni giorni fa e avremo anche un servizio questa sera nel nostro telegiornale di Treviso con i conti, ad esempio del CAF CGIL, che sta guardando le prime pratiche e ha visto che la spesa sanitaria dei trevigiani è aumentata. Quali sono i costi che sono aumentati maggiormente oggi per i trevigiani? No, mi verrebbe da chiedere che cosa non è aumentato. Facciamo prima a dire quello, forse l'unica cosa che non è aumentata è l'aria, anche se è calda e irrespirabile. No, c'è un aumento a 360 gradi H24 su tutto il sistema macroeconomico. La botta ce l'ha data un'altra sciocchezza che ha fatto il legislatore, che è il 110. Lì ha messo in moto un meccanismo di aumento dei prezzi folle, ma dico folle, folle. Come fai tu a fare una casa e a riconoscere più della spesa che hai sostenuto per quella casa? Cioè, è stata una cosa, vabbè, ma chiudiamo il ragionamento. Stiamo subendo la guerra in Ucraina, anche molte volte in maniera vigliacca, secondo me, da parte di qualche furbo che ha aumentato con la scusa della guerra in Ucraina. Sono aumentate le materie prime energetiche. A questo proposito le faccio una frutta e domanda. verdura. Le faccio questa domanda, lei che ha visto un po' di conti e li vede quotidianamente, gli aumenti che vediamo, sì, ad esempio quelli, non so, di un piatto, sì, ma anche gli aumenti proprio che ci sono nello scontrino quando andiamo al bar, quando andiamo al ristorante, sono aumenti giustificati alla luce degli altri aumenti che ci sono secondo lei? O c'è un po' l'ombra della speculazione in certi aumenti che vediamo in tanti prodotti, in tanti servizi? Come ad esempio vi fu la polemica del tratte aeree con aumenti anche al 50% quando in realtà il prezzo del carburante si è abbassato. Questo le sto un po' chiedendo, lei che i conti li vede? Allora, non basterebbe un'ora secondo me per parlarne, io vado proprio nello spicciolo, proprio nel 90% delle volte i rincari sono legittimi e sono dovuti. Anche perché dobbiamo tenere in considerazione tutta una serie di elementi. È facile dire aumenta il caffè di 10 centesimi, ma è aumentata l'energia elettrica, è aumentato l'acqua, le immondizie, i trasporti, sta aumentando tutto. Quindi dentro c'è tutto, no? Un'altra cosa che a me, io ce l'ho proprio qua nel gozzo, adesso c'è ormai la moneta digitale che è imperversa. Utilizziamola, ben venga, mi azzerate le commissioni però. Cioè, anche quella è una spesa, cioè io l'altro giorno parlavo con un cliente e mi fa, io ho 500 euro in meno nel primo semestre rispetto all'anno scorso per i POS. Faccio io una domanda, quelli sono costi che vanno a aumentare il prezzo finale poi? Mi obblighi ad utilizzare un sistema, tu Stato mi viene incontro, tu Stato impedisci che un esercente arrivi a depauperare il proprio patrimonio finanziario di mese in mese con aumenti, con i POS, con tutte le palle che ci vanno dietro. Allora anche là, che fatica fa la banca? Fammi un forfait, fammi un 100 euro all'anno. Stanno chiudendo le banche, quindi hanno costi minori. O forse vogliamo nascondere i problemi finanziari di grandi banche, di cui non faccio il nome, che hanno bisogno di introiti per colmare buchi, per colmare titoli magari tossici, per colmare chissà cosa. Ma non siamo mica sempre qui cosa siamo? Sempre la mucca da mungere? Perché poi si riversa tutto sul cittadino. L'altro giorno vedevo una trasmissione di chi
adesso non ricordo, ma il tasso fisso, il tasso variabile, chi ha avuto il fisso ha pagato negli ultimi 5 anni di più del variabile. Sì, ma scusami un attimo, è una scelta che ho fatto io. La scelta però di avere un tasso variabile che passa dallo 0,80 magari all'8%, al 7%, dammi tu la possibilità, tu Stato, di passarlo subito a fisso. Io sono contrario ad allungare i mutui, perché vuol dire impoverire la gente, certo. Vuol dire impoverire il risparmio, vuol dire impoverire la spesa quotidiana di una persona. Poi chi ha dei figli aumenta anche lì. Cioè ci sono costi e controcosti connessi a non finire. Quindi alla tua domanda iniziale, chi aumenta i prezzi è giustificato? Per il 90% direi proprio di sì, come dettaglio. Come partenza secondo me no. C'è qualcuno che ci sta facendo la PAM, basta vedere poi i bilanci o le aziende quotate in borsa, chi vola o chi non vola. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che non mi torna. Ripeto, la guerra in Ucraina sta prendendo ormai un'esposizione drammatica. Adesso io odio tutte le guerre e sono contrario a tutte le guerre, però viva Dio, gliel'abbiamo anche tirata fuori al signor Putin la guerra. Bene, chiudiamola, perché in questo momento c'è qualcuno che sta facendo affari d'oro con la guerra, chiudiamola. C'è qualcuno che farà affari d'oro nella ricostruzione dell'Ucraina. Certo. C'è il granaio dell'Europa che porta il grano e ad aumentare anche la pasta. La tragedia poi in Emilia-Romagna ha fatto aumentare in maniera folle la frutta e la verdura. Quindi... Qui apriamo un altro tema, diciamo parallelo a quello dei profughi, per il quale però Cristian Schiavon bisogna che facciamo un'altra puntata. Quando vuoi. Abbiamo il direttore generale Francesco Benazzi, che so essersi già collegato e che saluto. Allora, grazie per essere stato con noi, grazie capogruppo della Lega in Consiglio Comunale e presidente di sezione, come giustamente mi ha ricordato. Segretario. Grazie Cristian Schiavon per essere stato con noi. Arrivederci. Allora noi ci colleghiamo con il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, che è sempre così gentile nel concederci un po' di spazio in queste domeniche molto calde, in cui continuiamo purtroppo a dare notizia di diversi episodi di cronaca. Vediamo se è in collegamento. È caduto il collegamento, allora vi facciamo ascoltare il servizio legato alla cena di solidarietà di Spresiano finché riprendiamo il collegamento con il direttore Benazzi, una cena di solidarietà che ha unito 3 comunità e che ha messo al servizio dei cittadini anche il sindaco, assessore e tanti amministratori. Una serata all'insegna della solidarietà in occasione della festa delle associazioni per le comunità di Spresiano, Casamasetto, Famiglia di Nazareth e Comunità Bambù. A cucinare e servire ai tavoli il sindaco Marco Della Pietra e il vice sindaco Roberto Fava, alcuni esponenti dell'amministrazione del Consiglio Comunale e gli alpini del gruppo di Visnadello. Tutti insieme con lo slogan scritto nei grembiuli: la solidarietà è servita. Una magnifica festa dove i ragazzi si sono cimentati in un karaoke che ha fatto emergere tanti talenti. La serata diventerà un appuntamento fisso che si ripeterà ogni anno e diventerà la cena di solidarietà è servita. Ringrazio queste comunità per il grande servizio che fanno per i più deboli del nostro territorio, ha detto il vice sindaco. Il loro lavoro è fondamentale. Ringrazio di cuore le 3 associazioni perché in questi anni, da sindaco, conclude il primo cittadino, mi hanno aiutato a crescere e capire l'importanza di essere vicini ai più fragili. Una notizia che ha aperto il nostro telegiornale di ieri: all'Isra Santabona un 59enne ha minacciato di darsi fuoco se non gli avessero fatto incontrare la moglie. Sul posto è arrivata la polizia. Ha inveito contro il personale, minacciato di darsi fuoco davanti alla casa di riposo di Santabona. Protagonista di una mattinata di grande tensione, un 59enne che chiedeva di incontrare la moglie, ospite della RSA. Una situazione molto delicata e di grande fragilità, spiega il direttore dell'ISRA. La signora con gravi problemi cognitivi, ha un amministratore di sostegno e anche il signore con diversi problemi, insomma, al punto tale che il giudice tutelare ha deciso che
le visite di questo signore e la signora possono essere monitorate e supervisionate dai servizi. Una situazione che l'uomo non accetta e che si trascina da diverso tempo con toni sempre più accesi. Ha minacciato di fare una strage, ha minacciato di uccidere gli operatori, ha minacciato di darsi fuoco, e infatti questa mattina è passato dalle minacce, diciamo così, alla realtà, si è presentato in carrozzina peraltro, quindi qualcuno l'ha accompagnato verso le 9:30, con una bottiglia di liquido infiammabile e un accendino, e si è messo a urlare che si dà fuoco e se non lo facciamo entro la giornata, entro lunedì, darà fuoco, se darà fuoco anche all'Isra, farà una strage. A quel punto sono state avvisate le forze dell'ordine che alla fine di una lunga trattativa hanno affidato il 59enne ai sanitari del 118. Una vicenda che non finirà qui, continua il direttore, vista la pericolosità della situazione che si è venuta a creare per gli ospiti come per il personale. Non possiamo continuare ad accettare che vengano minacciati anche molto pesantemente la nostra psicologa, il nostro medico, i nostri operatori, vengono continuamente minacciati e sono impauriti. La tragedia di Santo Stefano di Cadore, Angelica Utter, ha bivaccato nei pressi del Bosco delle Penne Mozze prima della strage. La donna, che secondo una testimonianza dimostrava di comportarsi in modo strano, ha frequentato le colline della Marca per almeno 2 giorni. È in questo parco, il Bosco delle Penne Mozze, a 2 passi da Cison di Valmarino, uno dei borghi più belli d'Italia, dove è stata vista più volte passeggiare Angelica Utter, la donna che ha compiuto la strage con la sua auto a Santo Stefano di Cadore. Secondo la testimonianza di un residente che frequenta regolarmente la zona, la 32enne tedesca, prima di recarsi a Santo Stefano di Cadore, aveva passato almeno 2 giorni nei pressi del Boschetto degli Alpini, bivaccando nella sua auto in questo parcheggio. Immagino che fosse così attratta da questi posti dove poteva ricercare un po' di solitudine e di serenità. La donna è stata vista passeggiare da sola, incrociandola non rispondeva al saluto, a volte borbottava, sembrava avere un atteggiamento impaurito e sospettoso. In questo piazzale era stata vista riposare nel baule della sua auto, divenuta la sua casa ambulante. Angelica Utter sembrava già manifestare quei disturbi psichiatrici che l'hanno poi spinta a guidare l'auto a folle velocità e a uccidere la famiglia di Favaro Veneto in vacanza nel Cadore. Una strage che forse poteva commettere prima in queste colline frequentate da molti turisti. Come è successo a Santo Stefano di Cadore, poteva succedere anche qui, per cui è un po' inquietante la situazione. Sono in molti a chiedersi perché una persona con problemi psichici fosse libera di guidare un'auto. Io direi che chi soffre di disturbi psichici non c'è proprio da dare la patente, ritirarla. E questo è il discorso, perché si mettono in macchina dei pericoli, delle bombe, sono bombe queste, e infatti si è visto cosa è successo. Buongiorno, ben ritrovato direttore Benazzi, grazie per essersi collegato con noi. So che riusciamo soltanto ad ascoltarla in questa sede, ma vorrei chiederle di commentare le frasi che abbiamo appena sentito, ovvero quelle legate alle patologie mentali con le persone che dopo la tragedia di Santo Stefano continuano a chiedere che chi manifesta disagi mentali sia seguito, non gli venga data la possibilità di guidare. Ecco, ad una dirigente sanitario come lei, come vengono gestiti questi disagi mentali? Abbiamo gli strumenti per farlo in questo momento? Sì, guardi, noi mi sentite? Sì, la sentiamo, grazie. Sì, noi cerchiamo ovviamente di restare in rete con i comuni e con le associazioni di volontariato dei familiari, ovviamente Psiche 2000 e altri. E questi ci danno dei segnali nel momento in cui le persone sono in difficoltà e cerchiamo di affrontare ovviamente prendendoli in carico tramite il nostro servizio psichiatrico, sia con gli infermieri a domicilio per seguirli, con lo psichiatra che ovviamente imposta la cura e con gli psicologi, nei limiti ovviamente delle risorse umane che abbiamo, perché come ben si sa il concorso degli psicologi, che sono le persone che dovrebbero poi prendere in carico gli altri,
ovviamente hanno sostanzialmente un numero esiguo rispetto a quello che noi avevamo richiesto, perché il concorso di Azienda Zero è stato annullato dal TAR. Ecco, è di pochi giorni fa la notizia che l'ULSS Trevigiana finalmente ha assunto un neuropsichiatra infantile. È la prima volta che arriva un primario per un reparto di neuropsichiatria infantile. Perché si è reso necessario, secondo lei? Si è reso necessario perché il disagio giovanile è sempre più importante, perché vediamo delle difficoltà e delle fragilità soprattutto nei minori dagli 12 ai 15 anni, difficoltà che sono legate anche all'utilizzo spesso sconsiderato del web, proprio con le persone i ragazzi che si isolano completamente dalla comunità, eccetera, eccetera, per cui era anche nostro interesse cercare di supportare questi ragazzi. C'è una sindrome che si chiama hikikomori, che in giapponese sta a dire mi metto in disparte rispetto agli altri, e questo potrebbe provocare depressioni, potrebbe provocare episodi ovviamente anche di schizofrenia, per cui in questo caso i segnali che possono venire dalla scuola, dalla famiglia eccetera, la presa in carico, e il neuropsichiatra infantile è la persona più idonea per ovviamente agganciare questi ragazzi e dopo dare una risposta in termini di presa in carico e di terapia. Senta direttore, appunto parlando di presa in carico, come funziona? Cioè questi ragazzi vengono mandati dalla pediatria alla neuropsichiatria infantile, qual è il viaggio, qual è il percorso di accoglienza, di presa in carico e di cura per questi ragazzi? Beh, sicuramente il pediatra di famiglia insieme ai genitori è quello che individua le difficoltà del minore e quindi pone poi all'ULSS la questione, quindi allo IAF, che sono quindi i consultori, che sono quelli che prendono in carico l'infanzia e l'adolescenza. Detto questo, l'altra strada, e che sicuramente è una strada importante, è quella della scuola. La scuola è, come dire, una vedetta per noi sostanziale, tant'è che nella rete che abbiamo qui comuni, grazie agli assistenti sociali e ai sindaci, e naturalmente la scuola con gli insegnanti, noi riusciamo a captare e a come dire, prendere in mano tante situazioni senza che queste poi degenerino in modo definitivo. Quanti posti ha il reparto di neuropsichiatria infantile a Treviso? Saranno 8 posti letto che saranno sicuramente raccordati con il territorio, perché è fondamentale, perché non possiamo istituzionalizzare le persone, quindi ricoverarle. Noi nei momenti di crisi stanno 2 o 3 giorni e poi verranno seguiti a domicilio dai nostri neuropsichiatri, dai nostri psicologi e ovviamente anche dagli assistenti sociali. Ecco, in ultima battuta, pochi giorni fa la condivisione dei dati dell'osservatorio per le dipendenze è stato importante, perché la condivisione è stata fatta con tutti i primi cittadini di tutta la Marca trevigiana, la necessità di creare una rete. È fondamentale, noi credo che da soli non si vada da nessuna parte ormai, e dopo il Covid in particolare, quindi creare questa rete. Io devo anche ringraziare il Presidente Cecconato, perché ci ha supportato, di Ascopiave, ci ha supportato in questo impegno, che è anche un impegno economico, di creare rete e di fare questo questionario che è entrato nelle scuole e ci ha dato veramente una fotografia della realtà. Tant'è che abbiamo capito come affrontare il problema, ma soprattutto abbiamo capito come intervenire con interventi mirati sui giovani e sulle famiglie, perché la famiglia è il caposaldo essenziale su cui lavorare per ovviamente cercare di aiutare i giovani a superare questi momenti di difficoltà. In particolare abbiamo deciso di fare anche un collegamento col mondo della notte, lo chiamiamo così, con le discoteche, perché il drug checking è fondamentale, cioè il controllo del disagio, delle droghe è fondamentale, e con l'aiuto di ristoranti, ma soprattutto di locali, quindi discoteche, bar, eccetera, riuscire ovviamente a fare in modo che il consumatore, cioè i ragazzi che usano magari un po' più di alcol per festeggiare, possono rimanere là tranquilli e fermi finché non passa l'effetto dell'alcol. Questo è importante, come è importante la prevenzione nelle scuole per cambiare le attitudini comportamentali.
Grazie direttore, grazie Grazie per essere a voi stato con noi e per aver condiviso insomma i progetti dell'ULSS. Grazie direttore Francesco Benazzi dell'ULSS 2. Grazie, buona giornata. Andiamo in pubblicità e tra pochissimo andremo in collegamento con Aurelio Tommasi, direttore sanitario Pedemontana Emergenza. Questa volta il tema è quello legato a come dire, la vita della montagna, l'approccio dei turisti alla montagna, approccio che evidentemente si è intensificato a causa del gran caldo. Il dottor Tommasi ce l'ha confermato, tra pochissimo lo avremo in collegamento con noi. Intanto pubblicità. Prima edizione di Antena 3 Nord-Est, ancora buona domenica a tutti voi, subito con una notizia in aggiornamento evidentemente che ci porta a Napoli. È crollata una palazzina di 3 piani a Torre del Greco, sono state estratte 2 persone vive, si cercano 2 bambini che sarebbero rimasti coinvolti nel crollo. Purtroppo, oltre alla notizia del decesso del giovane di Cavallino Treporti dopo la notte del Redentore, vi diamo anche questa notizia, questa tragica notizia evidentemente in aggiornamento, proprio perché il fabbricato di 3 piani era abitato e dunque si temono delle vittime. Si scava anche a mani nude con i cani, la palazzina ospitava 2 famiglie, il crollo poco prima di mezzogiorno. Eccola qui la notizia evidentemente battuta da tutti i giornali nazionali. Siamo all'esodo estivo con il caldo che porta le persone verso il mare, verso la montagna. Pare che le nostre autostrade abbiano retto questo weekend da bollino rosso. Partiamo da qui, facciamo il punto e poi tra pochissimo ci collegheremo con il SUEM, il servizio di emergenza pedemontana. È una giornata di cambio verso e da il mare, è una giornata di intenso traffico, soprattutto nell'orario della mattinata e nel pomeriggio nel controesodo. Weekend a bollino rosso sulle strade e autostrade, dove nel primo sabato di esodo estivo in A4 si è registrato qualche rallentamento ma nessuna situazione critica. Traffico scorrevole con qualche coda all'altezza del casello di Padova Est, mentre all'attenzionato casello di Cessalto, in previsione delle code del traffico intenso, Autostrade Alto Adriatico e l'amministrazione comunale hanno dato il loro contributo per cercare di evitare possibili code. Abbiamo fatto tutto il possibile per rendere fluido il traffico, evitando lavori in corso e quant'altro per quanto possibile. Ci sono fuori anche i piazzalisti di autovie che danno delle indicazioni, danno tutto quello che possono per evitare appunto un traffico intenso. Indicazioni sul corretto accesso al casello soprattutto per i turisti stranieri che spesso transitano nella corsia riservata ai telepass, di cui però sono sprovvisti. Aiuti da parte del personale di autostrade che arrivano nelle ore di punta, contribuendo a far sì che non si creino ingorghi. Da parte del sindaco di Cessalto, comune colpito dai troppi incidenti stradali avvenuti su quel tratto di autostrada, le raccomandazioni alla prudenza. Da ANAS invece la diffusione di un video per sensibilizzare alla sicurezza durante la guida. Stiamo ballando sulla luna e non so, spero ci porti un po' fortuna. La distrazione alla guida è una delle cause principali degli incidenti stradali. Per arrivare a destinazione, ricordati sempre, quando guidi, guida e basta. Buongiorno e ben ritrovato dottor Aurelio Tommasi, direttore sanitario Pedemontana Emergenza. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Non so se ha visto l'ultimo servizio che abbiamo mandato con quella piccola parte dedicata come dire, alla notizia, all'avviso per richiamare i giovani a non correre, a non bere alla guida. Purtroppo sono molti anche gli incidenti stradali che avvengono nelle zone pedemontane, complici magari le strade a lunga percorrenza. Purtroppo abbiamo dovuto dare tante notizie di cronaca anche noi come giornalisti legate ad incidenti stradali in pedemontana. Posso chiederle così in prima battuta come sta andando questa estate da quel punto di vista? Dal punto di vista dei soccorsi in pedemontana non sta andando proprio malissimo come cronaca. Gli incidenti sono visibilmente aumentati dopo il periodo Covid ovviamente. Lo sappiamo in tutta Italia, anzi in tutto il mondo.
però tutto sommato tante cose messe assieme dai comuni, dalla provincia, hanno fatto sì che la velocità non sia proprio sempre così elevata in Pedemontana. L'autostrada stessa credo abbia un po' servito per smaltire un po' il traffico sulle strade secondarie, quelle della Pedemontana proprio dei paesi. E tutto sommato diciamo che non siamo messi male come incendi stradali nella zona della destra Piave. Ecco, quindi lei ci sta dicendo che i vari interventi che sono stati messi in campo con la nuova viabilità e con le amministrazioni in qualche modo hanno mitigato una certa tendenza a, diciamo, a essere vittima, insomma, a fare degli incidenti stradali. Ecco, il vostro lavoro si sta concentrando molto in questo periodo estivo per accogliere, in qualche modo soccorrere anche i turisti della montagna. C'è un approccio più consapevole, secondo lei, o ancora... insomma, a volte ci si avvicina alla montagna e ai pericoli che in qualche modo comporta con superficialità? Ecco, questo è un altro discorso. Se da un punto di vista della viabilità stradale, un po' le costrizioni, un po', spero, l'educazione dei giovani ha portato a una certa attenzione, in montagna invece è il contrario. Cioè, ci sono sempre più persone che avventurano in montagna in macchina, in moto in particolare, in bicicletta anche, correndo, soprattutto in discesa. Il downhill è una delle cose più pericolose che noi consideriamo. E il guaio è che molti fanno queste attività, compreso l'escursionismo, l'escursionismo avanzato, l'alpinismo, senza tanto pensare, anzi sottovalutando molto la montagna da tutti i punti di vista. Io credo che quello che manca per chi va in montagna in tutti i modi in questo periodo sia la mancanza di umiltà rispetto alla montagna. La montagna ha le sue leggi sul terreno, le sue leggi in cielo, perché il clima può variare rapidamente. È vero che sembra tutto più facile perché è più caldo, perché le strade sono tenute abbastanza bene, ci sono meno strade sterrate, la maggior parte sono asfaltate, perché la segnaletica c'è ed è ben gestita, però è anche vero che questo non autorizza l'utente della montagna ad andarsene in montagna come se fosse al mare. Vediamo infatti escursioni con scarpette o addirittura sandali, zoccoli, crocs, quell'abbigliamento che non ci sta proprio nella montagna, non solo perché non ci sta in quel momento, ma anche perché la montagna è piena di imprevisti, il tempo può cambiare molto rapidamente, anche se è previsto bel tempo, può arrivare il temporale, magari di breve durata, ma magari con la grandine. E qualche volta qualcuno, è capitato parecchie volte anche quest'estate, si avventura e poi si ferma, non ce la fa più, chiede aiuto pur non avendo nessuna patologia. Questo significa che non si è preparato, che non ha guardato bene le carte, che non ha guardato bene le informazioni meteo, che non ha guardato bene neanche se stesso, perché bisogna affrontare un certo percorso guardandosi bene nel proprio fisico, sapendo se la possiamo fare quell'escursione e sapendo se per caso arrivano imprevisti e se abbiamo nello zainetto qualcosa che ci può difendere da eventuali guai, per esempio. Cosa non deve mancare, direttore, nello zaino? Esatto, cosa non deve mancare? Soprattutto l'acqua. Questi periodi di caldo abbastanza anomalo, partire senza acqua o bevande comunque di qualsiasi tipo, non alcoliche speriamo, è un grosso guaio. L'acqua è indispensabile nello zaino, come pure una piccola giacca a vento, qualcosa, soprattutto se si prevede di fare percorsi lunghi su versanti in parte esposti a sud, magari in parte esposti a nord o in parte dentro le valli, perché chiaramente cambia completamente il clima in un versante erboso esposto a sud in alta quota rispetto ad una valle diretta verso nord, dove può esserci temperatura diversa, caduta di massi o tanti altri imprevisti.
Senta, ma tra i rischi che ci sono oggi anche in zona pedemontana possiamo annoverare quello dell'essere punto da una zecca infetta? Sì, lo possiamo annoverare, per le punture di zecche sono molto frequenti, quelle infette in realtà no. Chiaro, ci sono, però non sono tanto frequenti le malattie da zecca, Lyme. Le punture di zecca sono frequenti nell'erba alta, nei pascoli incolti, anche se in realtà molta parte della montagna del Grappa in particolare viene abbastanza coltivata o pascolata, quindi questo riduce in buona parte il rischio. Ma è chiaro che sedersi in un prato, magari non falciato, con i pantaloncini corti, senza calzini, e mettersi là spensierati a godersi il sole espone altamente al rischio di prendere le zecche in tutto il corpo. E questo è quello che, quanto dicevo prima, molte persone sottovalutano ampiamente l'ambiente montano, lo paragonano a quello della pianura o anche del mare, perché c'è tanto sole, ma il sole in montagna fa molto più male che non in pianura al mare, ovviamente, e non tengono conto degli imprevisti che in montagna sono molto molto più frequenti che in pianura. Chiaro. Come soprattutto il cambio del meteo, no? Repentino, come ci stava dicendo lei. Senta, questo ragionamento lo si applica molto ai turisti stranieri. Sappiamo insomma che la zona pedemontana, la zona del Grappa è veramente aperta a turisti, poi c'è anche il volo libero, quindi insomma sono tantissimi. Oppure è un ragionamento che può coinvolgere, portare dentro anche gli italiani, anche i veneti? No, sicuramente è un ragionamento che può portare dentro anche gli italiani e anche i veneti, perché assistiamo sempre più di frequente a persone che affrontano la montagna anche in zone che noi una volta consideravamo difficili, con abbigliamenti assolutamente inadatti. Può andare bene, la maggior parte delle volte va bene, ma qualche volta va male, e se va male forte magari. Per quanto riguarda gli stranieri, noi in qualche modo li comprendiamo, perché c'è chi si fa tantissima strada per farsi magari una settimana di volo nell'ambiente della pedemontana sud, versante sud, e poi in realtà si trova a maltempo e la prima schiarita chiaramente rischia, perché ha speso un bel po' di soldi, ha comprato l'attrezzatura, ha pagato campeggi, alberghi, quello che è, carburante per arrivare, e ovviamente se gli sembra un attimo che si possa fare, si lancia. Questo è stato nella storia sempre uno dei motivi principali degli incidenti da volo libero. Altra cosa, in questo periodo, da ora fino alla fine del mese prossimo, la montagna sarà affollatissima, anche nei cieli. E anche qualche giorno fa c'è stato un incidente da volo libero in cui due ragazzi stranieri, per evitare lo scontro tra loro a pochi metri da terra, hanno fatto delle manovre un po' azzardate e uno si è fatto male, anche discretamente, per evitare lo scontro. Si è sacrificato per non scontrarsi con l'amico. Questo perché siamo in tanti che frequentano la montagna, soprattutto adesso che viene caldo. Tra l'altro appunto è confermato, lo confermano i dati della scelta della montagna da parte di tantissimi cittadini rispetto al mare quest'anno, come diceva lei, anche a causa del grande caldo che tra l'altro non accenna a diminuire. Nel corso dei nostri notiziari della sera parleremo anche di questo con il generale Giancarlo Iannicelli, che ha annunciato l'arrivo di una nuova perturbazione, un po' come quella che c'è stata alcuni giorni fa, quindi 3-4 giorni di sereno con temperature torride e poi arriva l'acquazzone. Sono anche questi la causa insomma degli incidenti in montagna che vedete voi, questi acquazzoni repentini che magari sorprendono escursionisti nei boschi. In questi casi qui che cosa fare? Perché non sempre le previsioni del tempo sono, come dire, sono così affidabili. Certo, ma come sempre nella vita è meglio fidarsi un po' di più e quindi prevenire è molto meglio che curare, chiaramente. Quindi quando c'è qualche dubbio e quando i meteorologi ci dicono che potrebbe succedere, è meglio evitare i percorsi assolati, i percorsi lontani da punti di ristoro, da punti di rifugio, e accontentarsi di fare una passeggiata in un bosco magari all'ombra o vicino al rifugio, a qualche malga dove si può riparare
nel caso che il tempo improvvisamente, e succede così ultimamente, che arriva molto improvviso il vento con la grandine, con la pioggia, e quindi bisogna calcolare prima dove andare, cosa fare in base a quello che ci è stato detto da voi, dai vari meteorologi, dalle varie app che ormai tutti quanti hanno. Senta, voi, insomma, so che attraverso di voi è possibile anche fare dei corsi di primo soccorso. Sono diversi giorni che parliamo di personale, no? Ci sono nuove leve pronte a rimpolpare, insomma, le fila del soccorso pedemontana emergenza, o sono difficili da trovare, come stiamo raccontando per tantissimi altri settori? Ci sono, ma sono poche. Sono pochi i giovani disponibili a intraprendere questa carriera di volontario del soccorso. Ho notato una cosa nell'ultimo corso, che si offrono molto di più persone che hanno una sessantina d'anni rispetto a persone giovani, studenti per esempio, che potrebbero benissimo dare una mano. E che sì, qualcuno c'è, ma non sono tanto disponibili a fare il soccorso di domenica, di sera, mentre c'è più disponibilità perché ha una certa età. Ma ovviamente chi ha una certa età può fare a questo punto, soprattutto in montagna, chiaro. Ha perfettamente ragione. Qual è il percorso che bisogna fare per poter accedere al pedemontana emergenza? Come per le altre associazioni di soccorso, la normativa regionale prevede un iter molto preciso, che è in primis un corso base di primo soccorso e poi un corso avanzato di soccorritore con numerose ore di tirocinio pratico. Al primo corso c'è sempre un numero discreto di gente, si dimezza o addirittura molto meno della metà arrivano a fare il corso avanzato, questo come dicevo poc'anzi, e spesso è gente, non dico anziana, ma insomma già magari in pensione, che si offre, però ci serve tantissimo nei trasporti di pazienti in ambulanza per risparmiare professionisti, ma serve un po' meno nei soccorsi ovviamente in quota, in montagna o quando c'è da andare a piedi. Chiaro, servirebbero giovani e giovani non ne abbiamo tantissimi. Siamo qui apposta anche noi per lanciare un appello, lo facciamo attraverso le sue parole. Magari le persone, ecco, come lei diceva già in pensione, sono persone che già fanno parte della protezione civile, giusto? Esatto, già persone impegnate che comunque si impegnano ulteriormente, ampliano il loro campo di impegno, e questo è lodevole perché sono persone che si danno veramente, danno tutto se stessi per fare queste cose. Però abbiamo bisogno proprio di giovani, di gente di 20-30 anni che si impegni in qualche domenica, qualche sera a fare dei turni di ambulanza per portare via tranquillamente pazienti che sono anche nel nostro caso sempre valutati almeno dall'infermiere, ma quasi sempre anche dal medico, per cui nessuno rischia di trovarsi nei guai con un paziente, tutti hanno un po' paura. In realtà da noi no, quindi l'invito c'è. Poi è chiaro che è un po' anche faticoso perché si fa dopo il lavoro, si fa i giorni di riposo, i percorsi dalla pedemontana agli ospedali di riferimento sono sempre lunghi, perché già Castelfranco, che è un po' critica per le urgenze, è lontano, Treviso ovviamente per noi ancora di più. Assolutamente. Quindi è anche faticoso. Grazie direttore per averci dedicato un po' del suo tempo in questa domenica, per i messaggi che ha lanciato in primis nei confronti della montagna e poi anche qui ai giovani, per dedicare un po' di tempo per assistere e per dare manforte a chi lavora ogni giorno al servizio dei cittadini che sono in difficoltà. Grazie Aurelio Tommasi, direttore sanitario pedemontana emergenza. Grazie. Grazie a voi, buon pomeriggio. Arrivederci, buon pomeriggio. Parliamo di defibrillatori, ora andiamo a Pieve di Soligo. Gli amici di Andrea Ross, lo ricorderete, l'ex consigliere di Pieve di Soligo scomparso nel 2022, hanno donato al comune 4 defibrillatori che saranno distribuiti nelle varie frazioni. Vediamo.
Andrea era un ragazzo straordinario, amava questa città profondamente. Gli amici di Andrea Ross, a poco meno di un anno dalla sua dolorosa scomparsa, hanno deciso di ricordarlo donando al comune di Pieve di Soligo 4 defibrillatori. 4 defibrillatori con teche in memoria di Andrea per l'impegno civico che Andrea aveva promosso per la sua città. Andrea Ross, consigliere comunale della Lega Veneta a Pieve di Soligo, ha perso la vita nel luglio del 2022 a soli 38 anni a causa di una malattia che non gli ha lasciato scampo. Presenti alla cerimonia di consegna anche i genitori e la moglie con i 2 figlioletti. Andrea era molto conosciuto e stimato per il suo impegno politico, come ricorda il cugino e deputato della Lega Gianangelo Boff. Veramente era pieno di iniziative, pieno di voglia di fare, e quindi proprio questo suo spirito, diciamo, è rimasto anche dentro di noi, e sono onorato oggi di essere qui perché il fatto che questa iniziativa, grazie anche alla collaborazione del Comune di Pieve di Soligo, consenta di rendere Pieve di Soligo cardioprotetta, quindi di poter aiutare gli altri, è veramente una bella iniziativa. Il Barbisano Calcio, gli amatori Pieve 2001 e noi con Carlo hanno giocato a calcio in un torneo triangolare questo pomeriggio allo stadio Don Battista di Barbisano, ricordando Andrea, che quest'anno avrebbe compiuto 40 anni. Quello che assistiamo oggi è questa grande manifestazione di affetto, una giornata dedicata ad Andrea, all'insegna dello sport e del divertimento, ma anche nel portare avanti alcune iniziative che lui da consigliere comunale aveva sollecitato e di cui i suoi amici, i suoi familiari si sono fatti carico. Sapeva creare armonia e fare delle cose che restassero. Ecco quindi il motivo per cui noi qui oggi siamo, per lanciare l'associazione che faremo intitolata a lui, appunto per portare avanti quelle che erano le sue qualità. Allora, prima di chiudere un aggiornamento velocissimamente in merito al crollo della palazzina Torre del Greco. Siamo a Napoli, andiamo a vedere il sito del Corriere della Sera che riprende il Corriere del Mezzogiorno. Sale a 3 il numero di persone che sono state estratte vive dalle macerie di questa palazzina. Si cercano ancora 2 bambini che sarebbero rimasti coinvolti nel crollo. In apertura vi abbiamo dato la notizia invece della morte di Riccardo Nardin, 28enne di Cavallino Treporti. Questa notte, dopo la festa del Redentore e la sua barca contro una briccola, il ragazzo è stato sbalzato in acqua. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Queste sono le notizie del nostro telegiornale con gli approfondimenti che avete sentito. Questa sera vi ricordo a partire dalle 19 la diretta della Santa Messa. Siamo a Venezia per la festa del Redentore ufficiata da Monsignor Moraglia, e il telegiornale di Treviso andrà in onda ovviamente a seguire al termine della messa per la festa del Redentore, che ricordo seguiremo in diretta a partire dalle 19. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Intanto vi auguro una buona giornata con Antenna 3. Arrivederci. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito. Bentrovati al meteo. Anticiclone africano in rinforzo, l'ondata di caldo raggiungerà l'apice a partire da domenica 16 luglio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto non mancherà il sole, il cielo sarà sgombro da nubi un po' su tutte le zone della nostra regione, qualche velatura in montagna. Temperature in aumento e oltre la media stagionale di qualche grado, minime tra 17 e 25, massime sui 31-36 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo in genere sereno, possibili nubi di passaggio al pomeriggio sulle Alpi, specie anche sulle zone interne verso il Cadore e il Comerico. Temperature minime tra 20 e 23 gradi, massime sui 31-33 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà anche in questo caso molto soleggiato, come ci mostra la grafica, solo con qualche velatura. Temperature minime intorno ai 20-22 gradi, massime sui 34 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Di
Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito.